MDN Veneto incontra Roberto Bianchini, benvenuto. Buonasera direttore, grazie dell'invito. Allora, cominciamo subito, ci diamo del tu o del lei, tanto non è la forma del pronome che stabilisce se c'è educazione o rispetto tra le persone. Ma per me va benissimo del tu, dai, a questo punto. Poi io sono un po' abituato a dare del tu e del lei, dipende chi ho davanti, va benissimo comunque. Esatto, allora Roberto, noi ci incontriamo e ragioniamo del comune presso il quale tu sei consigliere comunale del Movimento 5 Stelle perché ci sono, oggi trattiamo di due temi, ovviamente l'opposizione, quando si è all'opposizione si cerca sempre di tenere sulle spine la maggioranza e tu, bisogna ammetterlo, lo fai anche benissimo. Abbiamo due argomenti da trattare, uno riguarda il centro sportivo con le piscine e l'altro riguarda Ca del Bue. Cominciamo con le piscine. Insomma, c'erano notizie che davano l'apertura di questo centro sportivo, ma da un sopralluogo che abbiamo fatto insieme abbiamo visto che insomma è tutto chiuso, erbacce dappertutto. Che cosa ci puoi dire a proposito? Evidentemente il tema delle piscine è stato un tema in cui ho trattato e ho fatto anche un'interpellanza in merito. Lei mi ha anticipato, erbacee, tutto chiuso, e pare che lì sia più in stato di abbandono che in procinto di entrare. Quello che mi meraviglio è che ho fatto un'interpellanza presa io ho un social abbastanza seguito in cui mi hanno proprio chiesto esplicitamente di occuparmi delle piscine, di sapere delle notizie e ho fatto questa interpellanza. Ad oggi non ho ricevuto un documento ufficiale scritto di risposta di apertura, però il vice sindaco mi ha aperto, ha scritto su Facebook, ha preferito scrivere su Facebook piuttosto che un documento ufficiale a un consigliere comunale in cui sostanzialmente spiega che i problemi ci sono tra la ditta che meno di un anno fa è stata assegnataria di quell'impianto. Fatto sta che alla popolazione, oggi siamo al 6-7 di luglio, la piscina è ancora chiusa. Sì. Fra l'altro, insomma, io sono andato anche a curiosare su internet e c'è una foto di Google Maps che adesso noi stiamo vedendo che fa vedere quanto era rigoglioso questo centro, era pieno di ombrelloni, di bagnanti. Adesso invece insomma lo stato è quello che invece vediamo attraverso questo filmato che abbiamo realizzato dall'esterno, ovviamente. E quindi insomma ci sarà qualche responsabilità, ci sarà qualcuno che dovrà farci capire qualcosa. Ma secondo me le responsabilità sono tutte da riconoscere nel gestore che ha preso questo ha vinto questa gara, questo appalto. Il problema è che la popolazione non interessa molto di chi è la responsabilità in questo momento, interessa sapere quando le piscine riapriranno. Allora, quello che mi meraviglio è che l'amministrazione non è corretta, cioè se ci sono dei problemi inerenti alla gestione dovrebbe semplicemente dire: guardate signori che quest'anno la piscina non apre, anche perché tocchiamo 2 o 3 temi. E teniamo presente che a settembre ripartono tutti i corsi di nuoto e questa è gente che comunque deve sapere se può usufruire di questa piscina. E poi c'è anche un altro problema: c'è gente che ha pagato l'abbonamento e praticamente si ritrova senza doverci andare in questo periodo di dopo Covid, pre-Covid non lo sappiamo, speriamo che sia la fine di questa grande emergenza. La popolazione si trova che non va in vacanza e la piscina non è usufruibile. Molti dicono per le restrizioni messe dal governo per il Covid, altri dicono che invece proprio è la gestione, ma queste sono parole del vice sindaco che l'ha scritto sul social, è la gestione che non è in grado di aprirla e di finire quei lavori. Dopo, se lei ha fatto il video della piscina, ditemi voi se questa piscina può riaprire nel giro di 3-4 giorni in quel stato che si trova.
Effettivamente non sembra, cioè, a meno che non ci si affidi ai santi, San Zeno, non lo so, San Giovanni credo che ci sia un altro santo protettore probabilmente, non è San Zeno. Ma c'è già stato un patrono. Va bene, allora passiamo subito velocemente all'altro tema importante che è quello di Cade il Bue. Insomma, ci sono stati degli articoli che hanno acceso il dibattito riguardo l'inceneritore. Che cosa ci può dire rispetto a a quest'altro argomento? Ma in realtà molto poco. Quando la proprietà della GSM venne al Consiglio Comunale a fare un'informativa, fui l'unico a sollevare quelle perplessità in cui sull'articolo oggi si riportano la ricaduta dei fumi, no, però a dire il vero fui anche deriso, no? Perché oggi sembra che tutto ciò che si chiama bio non fa male, invece non è proprio così. Il fatto che la regione Veneto abbia comunque detto no a una valutazione di impatto ambientale la dice lunga. Poi ho letto l'articolo anche dell'amministrazione, anzi del sindaco, in cui dice praticamente io ho capito così, ma magari sbaglio, facciamo riaprire, poi prendiamo dei tecnici che fanno i controlli e se non va bene cosa fa? Li fa richiudere. Per me è molto difficile far richiudere una cosa che è già stata aperta. Avevo chiesto un consiglio comunale in modo da fare una mozione forte, in modo che la regione sa che comunque troverebbero una forte opposizione. Invece in realtà lui la rimanda. Ho il vago sospetto, io riesco a capire anche questo, però non ho la certezza. Ma come fa, siccome Zaia, il governatore della regione Veneto, a settembre, come sa, si andrà a votare, no? Lui presenterà si vocifera 3 liste. Ci sarà quella della Lega Nord, la lista Zaia e una lista civica degli amministratori. Io mi aspetto di vedere, qualcuno mi dice che già il nostro sindaco si candida all'interno della regione Veneto e a me mi deve spiegare come fa un candidato della regione Veneto su una roba che vuole la regione contro Cadelbue fare un'opposizione. È per questo che a mio parere sta rimandando, ma questo qui lo vedremo presto, è una mia presunzione, però certo. Sostanzialmente ad oggi come oggi sono stato forse l'unico che ha tirato fuori questo problema durante quella riunione lì. Vedremo, avremo tempo. Diceva una famosa canzone, lo scopriremo solo vivendo. Lo scopriremo solo vivendo. D'accordo. Va bene, Bianchini, noi siamo soddisfatti insomma, del suo intervento, siamo contenti insomma, che lei abbia avuto la possibilità di esprimere diciamo, le sue opinioni, le sue idee attraverso il nostro canale e quindi ci rimandiamo un prossimo appuntamento per dibattere anche di altri temi, perché so che lei è agguerrito dal punto di vista politico, ovviamente. Ovviamente, chiaramente se il sindaco o chi per esso volesse controbattere anche le mie perplessità, basta contattare, come ho fatto io, basta contattare l'MDN Veneto e sicuramente potrà, al limite. Direttore, se si vuole si può anche organizzare un confronto in diretta. Noi siamo organizzatissimi, possiamo farlo assolutamente con quante persone vogliamo, non c'è nessun problema. La tecnologia ci aiuta da questo punto di vista. D'accordo, benissimo. Grazie Bianchini, arrivederci e buonasera. Grazie direttore, arrivederci. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.